Nell'ambito delle iniziative organizzate per ricordare la Giornata Mondiale del Rifugiato, l'Associazione Aquarinto SAI di Agrigento ha organizzato una serie di incontri nei propri luoghi, sede dei centri di accoglienza. A Realmonte si è svolta una di queste, denominata Spizziculianno Intra Livaneggi. Qui a Realmonte abbiamo voluto inserire una delle tante attività che Aquarinto ha voluto realizzare per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Questa attività che il progetto SAI di Realmonte ha realizzato si intitola proprio Spizziculianno Intra Livaneggi. Perché questo? Perché Giusy Naso, la referente del progetto di SAI di Realmonte, ha voluto valorizzare i vicoli, le vie, gli angoli sconosciuti di Realmonte, che sono anche sconosciuti o meno poco valorizzati anche dai cittadini, dai locali, e che invece sono bellissimi. Quindi Aquarinto ha voluto proprio dare vita con una passeggiata tra i vicoli dove i ragazzi, noi, il sindaco ci siamo fermati in posti, in angoli particolari, e abbiamo apprezzato, insomma, le bellezze antiche, belle e nascoste di Realmonte. All'interno di questa attività alla fine ci sarà uno spettacolino di un prestigiatore che intratterrà qua persone anche locali, i nostri utenti, i nostri beneficiari e gli operatori. Come ogni anno noi facciamo sempre delle piccole attività proprio per coinvolgere i ragazzi e la gente del territorio, e questa volta abbiamo pensato bene di valorizzare un po' i vicoli e gli angoli di Realmonte. Abbiamo chiamato un prestigiatore esperto del settore proprio per coinvolgere bene i ragazzi così mentre si stanno divertendo, che lo vediamo alle tue spalle, insomma, quindi ogni anno cerchiamo di fare qualcosa per ricordare questa giornata per i nostri ragazzi. Senti, un'attività sicuramente interessante, intensa e partecipativa quella che voi fate qui a Realmonte, caratterizzata anche dal modo come i ragazzi si pongono verso la gente realmontina. Sì, questa è una realtà proprio che devo dire accoglie veramente i ragazzi nostri beneficiari, perché a parte nel lavoro c'è che chiamano ogni giorno perché vogliono inserirli anche nel contesto lavorativo, sono ragazzi che hanno fatto amicizia. Devo dire che la città di Realmonte accoglie bene ed è bellissima questa cosa. Noi siamo molto soddisfatti dell'operato di questi ragazzi, dell'integrazione che c'è, che a Realmonte è reale, perché queste persone, questi ragazzi hanno l'opportunità di confrontarsi con la nostra cultura, hanno un rapporto di reciprocità con la cittadinanza di Realmonte e sono stati sempre accolti nel migliore modo, che è quello di scambio reciproco e di ricchezza reciproca. Oggi una giornata particolare che avete vissuto stando insieme? Assolutamente sì, noi siamo convinti che Realmonte debba crescere attraverso la bellezza e l'arricchimento culturale, l'accoglienza è una bellezza e pertanto siamo fortemente convinti che grazie a questa reciprocità, grazie a questa ricchezza, anche sotto questo profilo si può crescere nella giusta direzione. Voi siete un centro che accoglie a Realmonte, inseriti nel progetto del Ministero? Sì, noi abbiamo da anni e ospitiamo questi ragazzi con l'associazione Aquarinto, che opera sempre in modo discreto, puntuale, dove ci sono grandi professionisti che fanno sì che le differenze diventino una vera e propria ricchezza e garantiscono a questi ragazzi un reale inserimento.
Avete anche un protocollo d'intesa su che cosa? Aquarindo fa parte del tavolo della solidarietà, anche quest'estate noi avremo i ragazzi, ci aiuteranno in tante attività, GRES e altre manifestazioni culturali. Allora Momo, parliamo di questa situazione qui a Realmonte, di questa integrazione, ti trovi bene della giornata di oggi? Dimmi qualcosa. Mi trovo l'integrazione a Realmonte si passa bene. Mi sento molto bene e con alcun problema, difficoltà con amici e altre persone.